Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Buongiorno Italia, andiamo a prendere un po' di pioggia. Su Far Cry, quando lui arrivava in vetta e doveva manomettere le antenne per sbloccare le mappe. Sa se si vede il mio pulmino? Se vuoi camminare devi andare nel paesino che guardando il lock è a sinistra. Sì, devi dire lock, perché se che dici lago o come più correttamente sarebbe corso d'acqua e non ti capisce. In Scozia si può dire lock, perché qui parlano inglese. Siamo in zona Fort William. Vedete, siamo vestiti 100% impermeabili, però siamo waterproof. In Scozia si può dire waterproof, perché qui parlano inglese. Tipo uno ti dice, how are you? I'm waterproof. Togliere il telefono perché con le gocce d'acqua mi clicca a caso, hai capito? Ad ogni modo è tutto dritto nel senso che non ci sono bivi, deviazioni e cose del genere. Cascatelle ovunque. Aspetta, che ogni tanto mi ricordo che ho le vertigini perché nascita dell'arcobaleno, no, non ci credo, da quell'albero lì. GoPro, ti prego, fallo vedere. Guarda che roba. Ce n'è un altro, adesso lo pinzo con la Sony. Wow. Credo, ce l'ho qua davanti, l'ho preso con la Sony, guarda che roba! E lì nasce, guarda, lì per terra! Che figata! Ah, bellissimo, ma hai visto una roba così del genere? Ma anche, cazzo, è pieno di colori, wow! Assurdo, guarda, dove nasce c'è l'erba più chiara, vedi che c'è quella chiazza chiara? Adesso non so in GoPro, sto inquadrando a caso praticamente. Passiamo sotto l'arcobaleno, cioè tutto ciò è molto mini pony, Non ho mai visto una cosa del genere. Vediamo, si vede in GoPro? No, non si vede mica in GoPro, Vabbè, tanto l'ho ripreso con la Sony. Le escursioni appena parti dici, bah, e dopo succede sempre qualcosa che ti fa dire, mamma mia, pensa se non l'avessi fatto. Il mountain bike nelle Highlands, bello, guarda che bello. Così come il significato del lago di Loch Ness, che appunto vedi, appunto l'ho detto scorretto, perché Loch significa comunque lago / corso d'acqua. Anche Glencoe, come altri nomi, no, non Glencoe-Meyer, no, significa valle. Glen significa valle, vallata.
vedi, Glen Coe, Loch Ness, dove si stavano vestendo, forse hanno avuto rapporti sessuali su due lelloni in quella. Che bella la cosa. Hai? Ok. Sentiero, ok. La bici un po' perché c'è tanto spazio di bici. Non avrebbe mai detto che mi sarei appassionato di mountain bike, anche se cioè no, a me la mountain bike piace solo in certe discese, di solito con gli amici, altrimenti a me piace passeggiare con la mountain bike, o meglio a me piace godere di quello che mi offre la mountain bike, ossia raggiungere certe destinazioni pur concedendomi il tempo di lavorare, perché sono io dopo devo tornare indietro per lavorare, quindi della serie so che suona male ma piuttosto di niente è meglio piuttosto, e comunque di raggiungere posti ai quali non sarei mai arrivato con una mountain bike non normale, muscolare, non tanto solo fisicamente ma anche come tempo, perché dopo insomma cosa fai? Dormi fuori? Allora sì, ok, ti devi portare la tenda, allora se ti porti la tenda ci sta, ma portarsi la tenda in spalla facendo fuoristrada direi che è a dir poco impegnativo. Insomma, ogni zona abbia il suo saluto. Nel sud ho sentito tantissimo Haya, che significa ciao a te, Haya, you. Qui al nord invece sento molto un po' l'inglesizzato hi buddy, tuo compagno, amico, tantissime altre varianti, hi man, hi mate, e via discorrendo, mate e compagni. Boia, guarda che mattonazzi di granito enormi che usavano, guarda. Vabbè, insomma, 6 anni più, 6 anni meno. Che il cervello stia dicendo alle mie vertigini, ma non rompete i coglioni. Glen Coe. Wow. Lasciando perdere le grandezze, le bellezze, tutto quello che vuoi. Ah sì, è vero, scusate. La traccia su Komutas, per chi vuole replicarla, è del 16 maggio 2026. Cosa che non capisco è come mai per 30 km c'è sto coso di accorrente che non vedi neanche a casa. Qui c'è riportata la storia che ti avevo raccontato, dove i traditori dei McDonald's, un po' la sinistra dell'epoca, insomma i traditori della patria, assieme agli irlandesi uccisero a tradimento questi scozzesi, questi Highlander, i quali alcuni riuscirono poi a scappare. I donut sono anche escursionisti, come puoi vedere, dormono in tenda. Io io vorrei fare veramente fare di qua. You will never take this spazio around. Oh. Se la si fa scaripissi senza andare sotto col motore. Il laghetto, ma ci rinuncio perché è una palude. Ricordo, state sempre attenti a ste sabbie mobili, cioè terre mobili, perché veramente sprofondi. Quindi io devo tornare indietro che ho delle urgenze di lavoro. Escursionisti qua che vecchi al poste, perché la zona è molto famosa, però vedi come hai sempre imparato da sto canale, è bellissima come zona, poi non dico niente, però cos'ha di diverso a Fine Blu, ti ricordi? Però là non c'è nessuno, poi è pieno di gente, vedi a volta.
L'importante è fare le cose da soli, sai, che se aspetti gli altri, non c'è nessun riferimento a persone e cose in questa frase, ma se aspetti gli altri, se aspetti l'esterno, il mondo che ti viene incontro, non convivi un cazzo. E quando prendi da solo, fai e vai, fai le cose più epiche. Io questo lo capii subito già quando avevo 16 anni, quando presi il mio diavolo di 125 e andai in Francia, così, per stradine. Cioè, ragazzi, la vita è una il tempo per se stessi in sostanza significa isolarsi un attimo, staccarsi dalle compagnie, da tutto quello a cui siamo, da tutto quello che siamo abituati a seguire, seppur inconsciamente, no? E vedere dove ti porta la vita, un po' come una marea, no? Ti lasci andare e segui i tuoi desideri, ma li segui, non privati, quasi deluso, quasi stufato mi fece. Non ho l'ufficio, no, che non ho l'ufficio, non ho le catene, non ho schiavitù, Dio caro, non ho il cemento, tienti a te, che come presidente della Polonia con la rifiutà gli ingegneri e i dottori, poi ti tenevi, non avevo bisogno, uguale io, non ho bisogno del tuo ufficio, e figa, me va bene, è mio. Questi escursionisti l'isola di Skye. Allora, che sarà la processione? Allora, anzi aspetta, vediamo se riesco a concludere dal telefono così ritorno con calma, non c'è campo. E questa è la Scozia turistica. Allora, una processione di gente, ripeto, nei luoghi turistici, quelli non turistici, belli uguali, hai visto? C'eravamo solo noi, io e tu. Normalmente io prima di parlare le provo sempre le cose, una volta provate posso aprire bocca. Allora, vai, bellissimo, ma come vedi affollatissimo, impressa nella mia memoria per sempre questa infinita vallata, dove va avanti veramente per tantissimo. Vai, allora, quando mi sentirò parlare nuovamente un giorno nei libri, nei film, in quelle cose, mi ricorderò che io ci sono stato. Dai. Allora, sì, infatti che mi guardano felici quando prendo le spazzere o non mi strambo quando ci sono i massoni alti, ma alla fine è un po' il sogno viscerale di ogni bambino, no? C'è tipo la periferia, sai, ad andare a fare le minchiate un po' di strada, sai, puzzanghere, quelle cose lì, che bisogna sempre dire la verità e raccontare le cose come sono. Allora, che siamo a maggio, non siamo a luglio o agosto, che è il periodo più turistico. È sempre da sperare in questi posti di trovare i tedeschi, perché i tedeschi sono musoni, non salutano, muso duro, barrietta fracada, si dicevano gli altri. Allora, ciao bello, guarda che roba, chissà se si capisce in GoPro, io dico sempre chissà se si capisce in GoPro, perché vivo ogni volta in quelle esperienze indescrivibili, dopo le guardo in video mi cadono proprio le palle, dico che merda. Vabbè, d'altronde la telecamerina è un action cam, dai, non possiamo pretendere. Ho alzato un po' gli ISO perché i video erano un po' troppo scuri ultimamente. La discesa tecnica, l'assalto vista la pioggia, faccio la strada normale. Bene, porco cane! Che stonfata assurda! Ah. Mamma mia, occhio sempre alle truffe, guardate a volte anche il destino.
le coincidenze. Stavo caricando il video di quando mostravo Air, il mio paesino, che è un 40 passa giga di video, no? Ricevo una telefonata da un numero straniero, rispondo, questo parla, sembra anche inglese, cioè non il solito Bangla, eccetera, delle truffe. E niente, mi dice che hanno visto che sto consumando tanti giga, eccetera. E io ho detto sì, ho comprato il piano infinito proprio per quello, sto pagando una barca di soldi proprio per quello. E lei ha il piano da 35 giga, provare come... Ti anticipo già che era una truffa, ma guarda te questi come ragionano. Io gli ho detto che usavo il piano con i giga illimitati, quindi loro gli ho detto anche che non parlavo bene l'inglese perché ero da fuori, e lui ha associato, quelli da fuori pagano 35 euro, 35 pound, e lei paga 35 pound. Noi abbiamo una nuova offerta per lei a 21 pound, gli faccio sempre giga illimitati, sì. L'unica differenza è che bisogna collegarla al conto bancario per i pagamenti automatici. Allora, prima di tutto ho azionato il cervello, cioè come può una compagnia che riceve 35 pound al mese chiamare il cliente che gli dà le 35 per dirgli ascolta, non mi vanno bene 35, dammene 21, che 35 sono troppe, dopo i soldi mi danno alla testa, hai capito? Questo è il cervello che ragiona. Dopodiché il cervello sempre non basta, sono andato su internet, ho fatto la ricerca del numero e intanto non risiede qua come area geografica, ma a parte quello è una truffa. È stato segnalato anche da altre persone. Pensa, questo ancora a settembre 2024, cioè questi praticamente è da 2 anni che vanno avanti a truffare, chissà soldi che prendono su, perché una volta che sono agganciati al tuo conto prendono quel cazzo che vogliono, hai capito? Non credete mai a nessuno, siamo in un momento storico veramente estremo, dove, io lo ripeto all'infinito, il lavoro ormai non esiste più. Esiste solo la prostituzione, OnlyFans e tutto quello che ci va dietro, sempre prostituzione è, e le truffe, i furti, le rapine. A lavorare ormai non... è retro. Vabbè, a me va bene così. Meno lavorano gli altri, più lavoro io. Kinlochleven. Trova il pulmino. Ecco là il pulmino. È un pratico paesino da dove partono tutti gli escursionisti, perché qui è pieno di parcheggi, c'è l'area camper, ci sono i bagni pubblici, c'è un alimentari, c'è tutto insomma. C'è anche, adesso sono alla ricerca, un fish and chips dei China, che è un rice and chips, c'è scritto, quindi fanno un po' di tutto. Ma storicamente parlando, guarda che strano sto museo, guarda. E che tipo di... Oh, vedi tu? Guarda. Aspetta dopo te conto, guarda l'oseo intanto. Guarda che roba, guarda me l'oseo. Guarda che tipo di... Guarda che colore, bianco e nero. Guarda che fa qua a testa, guarda che sesti. Vabbè, ad ogni modo vorrei dare anche qualche informazione storica su questo paesino. Questo paesino è famoso per l'alluminio, ok? C'è il museo dell'alluminio. Poi se vedi in giro per la città ci sono le varie sculture in alluminio. Vedi come cambia il tempo in una maniera estrema. Questo è perché c'è vento e quindi sposta le nuvole. Quindi hai il sole che sciocca, ora vento e pioggia che sembra che Dio la mandi fra mezz'ora, e fra un'altra ora di nuovo sole che sciocca. Benvenuti nelle Highlands. Queste sono delle casette tipiche e questo qui è un pub tipico. Qua non scherzano con le multe, però vedi com'è tutto perfetto. Qua sono 100 euro se non raccogli la cacca del cane, ma il bello è che te li danno. Casomai il cane ti conviene farlo cagare qua dove ci sono le case, costa la metà, le ha 80, qua 40. Sarà una settimana che sono in questo paesino. Questo è l'alimentari, sono passato a fare la spesa. Che vi devo dire, a me piace sperimentare anche queste realtà, anche perché ormai era una settimana che abitavo là davanti all'isola, per quanto scenografico uno anche si rompe le palle. Guarda, anche qui ti riempi la bottiglia di acqua potabile. Ma guarda per stasera cosa c'è, una mega birreria, non c'è una cacca di cane in giro, una cartina, niente, bellissimo.
Erano scozzesi, non so cosa c'entra la Cina, boh. Bella, è sempre fatta in alluminio. Come basta poco a volte per essere felici. Scampi e patate fritte, è tipico, chips, scampi e chips, si dice scampi qua, si chiama scampi. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. A dream